prima magari si mettevano un meeting point, la gente si faceva sempre un passaparola e magari c'era il meeting point a Milano. Ok. Meeting point a Milano, la gente si trova in giro a Milano, ok? La gente si chiama, si scrive, capito? Perché chi per esso deve ancora creare la situazione, quindi deve ancora montare il tutto, perché mentre che la gente è in giro per sapere dov'è la festa, chi fa la festa la sta creando, la sta tirando su. Certo. Perché comunque sono cose illegali nel mentre, capito? E quando Intanto ti dicono la località e intanto la ti gente dicono arriva. intanto ti dicono un meeting point, in modo tale che la gente si sposta ed è già là, perché una volta che, come può essere su un capannone, ok? Si entra dentro un capannone, una volta che si entra dentro il capannone la gente deve essere subito là pronta a entrare. Oh, qua finalmente, incredibile. Chi è che abbiamo qua? Incredibile. Qualcuno se lo ricorda, no? Qualcuno chi è che forse se- sì sa? o forse no, non Il lo Monti so. sicuramente. Il Monti sì, per forza che se lo ricorda il Monti, ovvio. Abbiamo qui Andrea Overtech, mitico DJ, si può nominare DJ anche su questo settore qua. Sì, beh, per forza DJ. Per forza. Sì, DJ. Overtech ha suonato alle prime feste al Mattone, la primissima annata del Mattone, con un genere per me all'epoca sconosciuto, che ho scoperto grazie a te, che Sì. era A Frenchcore, da Frenchcore. all'epoca la mia passione, poi dopo, come ti dicevo, C'è stata un'evoluzione c'è del stata genere. un'evoluzione, esatto. Però Cioè, c'erano anche la mia Davide clientela che era là, ma c'era French, mi ricordo le prime volte che era sta musica assurda a confronto a quella che era conosciuta e a quella che veniva proposta più alle feste di quell'epoca là, sì, insomma. diciamo che alle tue feste prevalentemente andava la commerciale, l'house, che comunque musica che noi ragazzini all'epoca ascoltavamo, comunque andavamo a ballare la domenica pomeriggio o il sabato sera. Diciamo che la Frenchcore era una musica di nicchia ancora già all'epoca, perché magari l'andavi a ascoltare su qualche locale e comunque magari c'era poca gente che l'ascoltava. E io sono stato magari uno dei primi che ha portato questo genere qua. Dio bestia. Ecco che l'abbiamo portata. È il bello della diretta, è questo. Dio can, grande voce. Ma perché non avete visto le ciabatte che mi ha dato? Che sboccia. Cioè, scusa, cioè, mamma mia. Aspetta che non stava salvato. Ah no? Guarda qua, cioè Aspetta, un attimo. accoglienza perfetta, ragazzi. Una Esatto. birretta Peroni, ciabattine, meglio di vola. così e via, si vola. Che se mancaria qualcos'altro però. Che sapangaria. Guarda, tu guarda, come sfondo quasi è verde, cosa potrebbe essere? Faccelo sapere nei commenti cosa può essere. Esatto, più che altro chissà cos'è che sarà qua da Drio. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente una roba che non lo dico mai perché mi dimentico sempre. Iscrivetevi al canale e se superiamo i 100.000 like, Overtech si farà i capelli viola. Va bene. I capelli. E me li faccio fare da Monti. A posto. Quindi penso che sia una cosa, non dico impossibile, però vediamo se riuscite a farlo. Sai che volevo chiamare Monti, proprio va in No. vacca tutto, cioè No, non diventa sarebbe più stata un'intervista una- seria. no? Sarebbe stata epica, non seria. La prossima volta faremo una Sì. parte 2, magari. Sì, Potremmo fare una parte 2 se qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche interesse in più su qualche argomento. Esatto, ci sta. E allora c'è la parte 2, portiamo come special guest. Esatto, Monti. io mi ricordo che Monti stava sotto cassa a ballare Sempre, bam, 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 sempre. bam, bam, E bam. inizio con la break dance, sempre dalle 10 di sera fino alle 3 della mattina in 200 bpm che ci sempre a fare break dance, sempre. e con una Coca-Cola tra l'altro. E con la maglia di Del Piero. Incredibile. Mamma mia. Chi sai che avrei mai fatto a ballare quella roba là con una Solo Coca-Cola? Aerorizzo. Solo Comunque, eccola. Io vorrei capire un attimo come ti sei avvicinato a sto tipo di musica per me sconosciuto. Come l'hai scoperto sto genere? Allora, l'ho scoperto già fin da piccolo, quando ho cominciato ad ascoltare musica. Mi piaceva comunque, non mi piaceva la musica commerciale, oppure, cioè sì mi piaceva, però andavo sempre a ascoltare comunque Gigi D'Agostino, insomma tutte quelle casse un po' martellanti, erano lente all'epoca, però comunque aveva già un suono diverso.
Ok. E poi crescendo, andando a ballare, trovi magari la saletta alternativa, ascolti un po' di musica, ti vai a ricercare gli artisti e là poi è nata la passione. Io poi comunque già da ragazzino organizzavo qualche festicciola, poi saprai bene anche tu, il 25 aprile noi sì, siamo... sì, sì, è vero. Adesso non lo so perché è tanti anni che non vado, però si organizzava insomma queste tendate in argine fin da proprio da ragazzino, 12-13 anni. Tra di noi amici facevamo la tendata, ci portavamo il nostro sound. Io diciamo che ero uno di quegli addetti che in argine a Sandon, questo esatto, fatto provincia di Venezia, sotto Vigo i Nord. migliori, sì, Fossò praticamente, Sandon, sì. Fossò. Sì. Abbiamo fatto, diciamo che la cosa è andata sempre di più a ingrandirsi come compagnia, come situazione. Ogni anno diciamo che io personalmente, poi avendo anche il supporto di altre persone, abbiamo cercato di, non dico ingrandire questa cosa, però renderla un po' più, neanche seria, però abbiamo il pretesto di farla il 25 aprile perché comunque ci sono motorini, c'è gente che corre, che chi può mai romperci le scatole per due casse e una situazione, capito, musicale. E abbiamo fatto gli ultimi 2 anni che l'abbiamo fatto, mi ricordo 2014 o 2015, dove c'è stata una grande affluenza di gente, soprattutto l'ultimo anno. Ma parliamo già che sei dopo Mattone qua, perché a Mattone veniva 2011-2012. No, io vorrei restare un po' più indietro con le tempistiche. Perfetto. Perché come ti sei avvicinato a sto genere, come l'hai scoperto? L'ho scoperto sempre tramite social. Facebook all'epoca era il social principale. Sì. E da là andando a spulciare eventi, amicizie in comune. Poi io comunque uscivo con una compagnia di persone anche più grandi di me, che già loro all'epoca frequentavano rave, feste, e quindi comunque loro sono stati i primi a farmi ascoltare determinate musiche, determinate sonorità. Oppure il sabato, quando ci trovavamo, che io ero ragazzino, cioè 13 anni, e loro ne avevano 16-17, andavano già alle prime feste. Il sabato sera li vedevo che erano già preparati, che mi dicevano sempre: dai Andrea, vieni che tu. E io diciamo che non avevo, non dico le possibilità, però stare fuori tutta la notte, ero anche magari un po' impaurito, insomma non mi sentivo ancora pronto nell'affrontare. E poi feste nei locali a Milano, ho fatto 2 stagioni che facevamo le navette, facevo le navette con altra gente, portavo gente su, è stato Eri bello. ancora minorenne quando era 18 anni? 18 forse? anni più o meno, sì, Ok. 18 anni. Quando poi ho cominciato a suonare, non dico seriamente, però più o meno a prendere la console in mano, cominciare a girare, farmi conoscere, diciamo che avevo... Quando è la prima volta che hai suonato? La prima volta che ho suonato è stata, penso, a 13-14 anni in un patronato a Fiesso. Sì. Pazzesco. Sì, è una storia assurda. Ma non facevi Frenchcore? No. Il patronato. Allora, partiamo magari da come mi è nata la passione, no? Sì. Allora, io ho un amico che saluto, ciao Mattia, che è uno dei miei migliori amici, anche se adesso non ci vediamo tantissimo, insomma abbiamo 2 vite differenti e questo porta a essere adulti, insomma. Sì. Però io e lui giocavamo a calcio insieme, ogni giorno io andavo a casa sua, e i suoi genitori sono musicisti. Mm-hmm. Suo padre all'epoca aveva uno studio che era più piccolo di questo, aveva tastiera, aveva un sacco di cose, e andavo là e li sentivo suonare, cantare. Pensa che lui, suo padre, che magari poi se lo conosci, anche Roberto Agostini, No, non mi fido. era uno dei produttori che faceva basi per Radio Sboro. Pensati. E io all'epoca avevo anche dei CD inediti delle canzoni prodotte da loro che non erano ancora uscite. Difatti io era da là che ho iniziato a conoscere anche Radio Sboro. Ok. Loro avevano uno studietto che era lo Squero, Mm-hmm. dove adesso c'è il cinese.
Sì. Lì una volta c'era un ex negozio di musica, sì, dai, proprio, sì, sì, e sì, in sì. più là c'era, dopo hanno fatto uno studio dove andavano a registrare loro. È da là che mi è partita la passione in musica. Difatti con lui, che eravamo sempre insieme, siamo andati la prima volta in discoteca, poi le prime volte che suonavamo commerciale ci chiamavamo Mister Vido e Super Ago, perché lui faceva il vocalist, perché lui era una macchinetta a parlare, era un personaggio anche lui, capito? Quindi io magari un po' più timido, lui facevamo una bella coppia su quel punto di vista là. Sì, 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 sì. E poi dopo lui comunque con i suoi genitori ha continuato, tuttora lui è un'orchestra, suona in giro per le sagre, se lo vedi Mattia Agostini lo vedi un po' dappertutto. Mi staranno fischiando le orecchie a Mattia Agostini. Madonna, anche tirando l'uccello forse, non lo so. Sicuramente. E quindi sì, qua eri comunque piccolo e fatto. Ma cos'è che suonavi quindi con lui? Con lui suonavo prettamente commerciale, Okay. facevamo le prime volte quando appunto abbiamo fatto il periodo che andavamo al night, facevamo i PR al night, e poi ci siamo spostati allo station aveva una terza sala che chi faceva i tavoli un po' più grossi li mettevano là, e quindi avevano la possibilità di aprire anche la sala e metterci dei DJ. Ah, ok. Quindi noi Sì, le prime sì, volte sì. lo facevamo là, poi ci siamo presi dei capannoni, abbiamo fatto feste private, come sai anche tu sai Sì, bene, sì, no? sì, sì. E poi comunque mi sono fissato più sul genere, perché quel genere prettamente non mi piaceva, e quindi questo è. Cos'è che ti piaceva? Cos'è che ascoltavi? Che ti piaceva? Lo facevi la commerciale più che altro per poter suonare in certi locali, probabilmente? No, proprio mi piaceva perché magari all'epoca mi piacevano certi suoni, cioè facevo commerciali tipo Christian Marchi, Sì, ok. Love Express, American Express, su quel genere là, Poi hai fatto capito? un'evoluzione tua magari, no? Sì, dopo comunque ho scelto quello che comunque mi piaceva di più, comunque poi dopo in base anche alle mie esperienze di vita, anche poi musicali, capito? Che ho cambiato, ho cominciato appunto a frequentare feste, altre situazioni. Mi è piaciuto il mondo, perché oltre il fatto, come ti dicevo, della musica, c'è tutto il contorno delle persone, della gente, del clima, delle connessioni che si creano in certe situazioni piuttosto che su altre. Ok. Però tornando a noi, quando è che hai suonato per la prima volta Frenchcore? Anzi, è stato un passaggio lento per arrivare a quel genere là, oppure di colpo dalla commerciale si è passato alla French di colpo così? Allora, il periodo preciso che ho suonato French, che non me lo ricordo. Cioè, noi ci siamo conosciuti che cioè sei venuto a suonare French per la volta. Ma io già da là suonavo. Ok. Già da là suonavo, e appunto suonavo anche con quel Avevi l'Hercules, mi ricordo. sì, suonavo già con quel collettivo che ti dicevo, che poi mi aveva messo un po' i bastoni Me fra le l'hai detto ruote. fuori onda, Sì. perché se dimentichiamo le robe dopo. Diciamo che io avevo iniziato con questo collettivo, che non mi va di fare nomi perché non è bello, e ho iniziato a Udine, quindi facevo un po' di Friuli, un po' quelle zone là, e anche appunto perché comunque avendo dietro degli anni da PR-aggio, quindi conoscenze nel chi chiamare per farmi un pullman a prezzi stracciati, la gente che comunque a quell'epoca aveva ancora voglia di venire a ballare, era una novità, quindi oltre a supportarmi venivano comunque molto volentieri, perché si era ormai creato quel gruppo, certo, minimo di 50-60 persone, che bene o male ogni sabato si andava da qualche parte, ed era anche bello. Poi io comunque anche lì, se prima magari da ragazzino lo vedevo come un lavoro che facevamo i 15 euro a persona col tavolo e poi ci mangiavi €1 a testa, capito, per il guadagno, in quel caso là non lo facevo per un guadagno, perché avrei pensato magari vede il proprietario, chi per esso, che ho portato una navetta di 50 persone, magari mi darà lui 50 euro, certo, sì, quindi sì. in quel caso non ho mai guadagnato sopra i miei amici, anzi ho sempre cercato di cercare di fargli risparmiare, quindi ho sempre detto ai ragazzi, guarda che più gente viene meno pagate, capito, anche perché io la navetta la pago tot, una volta che
siamo tot, si divide tutto per quello, quindi non è che io mi prenda soldi in più o cose, quindi insomma lo spirito era già anche un po' diverso. Eravate come un gruppo musicale, se c'è un gruppo esatto, il gruppo e i supporter praticamente, esatto, ed è stato bello perché comunque per un annetto, meno male, non dico che li ho sempre avuti dietro, però avevo comunque una bella schiera di gente che veniva, che mi seguiva, poi comunque si erano creati belle situazioni, gente che poi si è messa dentro, che ha voluto imparare a suonare, chi invece no, chi invece proprio gli era proprio appassionato anche la musica, insomma tante piccole sfaccettature, insomma. Ho capito. E poi appunto ci siamo conosciuti al Mattone. Esatto. Non mi ricordo come ci siamo conosciuti, ci siamo contattati in Facebook. Sì, sicuramente magari ti avrò scritto io, perché come ti dicevo all'epoca ero formentato, che era quasi se volevo suonare dappertutto, no? Quindi ogni persona che vedevo che faceva un format che mi piaceva, che poteva interessarmi, o che poteva anche nascere un qualcosa, una collaborazione, un'amicizia, scrivevo, capito? Perché comunque, non dico come si fa anche adesso, però per farti conoscere devi farti la gavetta, no? Certo, quindi la gavetta te la fai andando a suonare o a gratis o 2 drink e una pacca sulla spalla. Aspetta, è questo magari quello che succedeva nei club, nelle feste così, capito? Nei free era già diverso. Lì com'è che funziona quindi? Allora, come adesso diciamo che come funziona, magari già la gente si organizza, magari sono 2 o 3 collettivi che organizzano, oppure uno, e diciamo che già i collettivi hanno già i loro membri che suonano. Ok. Quindi tu prova a pensare su una festa di 12 ore, 15 ore, che può essere, o no, 12-15. Aspetta, spieghiamo bene questa situazione qua. Praticamente, a differenza delle feste classiche o la discoteca, che tu hai il locale, lo puoi organizzare in una certa maniera, il tuo genere musicale che facevi è molto underground e deriva comunque in primis dai free party, comunque. Non lo puoi trovare in una discoteca classica, in un bar difficile, devi crearti, ci sono delle situazioni un po' più particolari, diciamo. Sì, sono situazioni particolari che adesso comunque nel 2025 sono più facili da trovare, ci sono un sacco di social, c'è Telegram, insomma una festa, sebbene che c'è un decreto, sebbene la puoi trovare benissimo, ok? Se c'hai i contatti, se c'hai le amicizie, se sai che posti frequentare, una festa free la trovi, ok? Questo è poco ma sicuro. C'è una festa free? Quali sono le grosse differenze da una festa free, come la chiami tu, che è anche un nome nuovo, tra una festa normale? Diciamo che sarebbe free party, rave, ci sono festa, ci sono tanti modi per descriverla. Free party perché comunque se guardi la diversità tra un locale e una festa free, è perché il free appunto è illegale, pure c'è anche la parola illegale. È proprio una situazione dove non paghi un ingresso, non hai un buttafuori, c'è un'autogestione. Come si organizza una festa del genere? Diciamo che come si organizza, intanto hai tanti punti da smarcare, dipende se è estate, se è inverno, se la vuoi fare dentro a un capannone, se la vuoi fare all'aperto. Come ti dicevo, sono tutti bravi a mettere giù 2 casse in un campo e fare un flyer, dire faccio un free party, puoi fare anche un flyer figo, però buttare giù 2 casse e boom, basta. Però ci sta tanta organizzazione dietro, anche perché non lo devi fare alla luce del sole, deve essere tutto nascosto, deve essere una cosa che si sa all'ultimo. La cosa che mi ha sempre entusiasmato di sto mondo qua, che mentre io per fare una festa classica, vabbè che magari era un locale un po' particolare, avevo un certo, tra virgolette, potere, e io partivo già 3 mesi prima ad organizzare, a sentire gente, incastrare compleanni, incastrare questo, sponsorizzare, condividere i PR. Come fate voi praticamente in poco tempo? Buttate la data. Perché tu vedi la ragione in una maniera più economica, più monetaria, tu organizzi queste cose qua per avere un ritorno dopo. Comunque la gente ci vuole. Sì, la gente ci vuole. Il difficile, almeno per le feste che facevo io, era appunto trovare gente.
tu calcola che comunque i free party sono sempre stati una cosa che la gente ha sempre avuto quel pallino, ok? E più avanti andiamo, più sono rari, più la gente ci vuole andare. Dici che sia la rarità il fatto che la rarità, ma anche ti dico, io quando sono andato la prima volta, io mi sono innamorato della situazione, che magari poi adesso potrà essere cambiata perché io sono cresciuto, i tempi sono cambiati, cioè non voglio fare il boomer, il vecchio di turno, ok? Beh, parliamo 10 anni fa comunque, sì, no, certo, assolutamente, ma ti ripeto, cioè ci sono ancora adesso, li vivo, li frequento, quindi vedo un po' la differenza, ma il cambio anche generazionale delle persone. Ci sono tanti ragazzini, come è giusto che sia, capito? Quali sono le principali differenze tra una festa tra virgolette normale e un free? Beh, innanzitutto la libertà di espressione, la libertà di sentirsi se stessi e tutto il contorno. Cioè, magari su un locale può essere bello, sta con gli amici, c'è il tavolo, però sono sempre cose, come posso spiegare? Cioè, devi sempre spendere soldi, sono cose materiali alla fine, cioè ti vivi delle cose materiali, cioè fanno a gara di chi ha il conto più grande, di chi spende più soldi, capito? Invece noi ci viviamo la semplicità, a noi basta, non dico ci basta poco, capito? Però io mi ricordo che avevo anch'io un odio forte per le discoteche, difatti ho sempre fatto fatica a fare il PR in discoteca, il fatto che tu magari vai là, hai una ventina di persone, fai sto tavolo, e adesso non so, ma all'epoca ti costava 20-25 euro per fare un tavolo, mettevi là tutti questi soldi, dovevi pregare perché ti arrivasse un giro da bere, finché non arrivava quel giro da bere la persona non potevano bere, dovevano aspettare che arrivasse il giro, dopo arrivava con 25 euro a testa, sto secchio pieno di ghiaccio con 2 bottiglie, tutte ste lemon soda, se volevi fare tipo il gin perché lemon. voi vi siete vissuti il tavolo in questa maniera, noi più vecchi tra virgolette della mia età si sono vissuti i tavoli, penso migliori della nostra vita, perché all'epoca che facevamo i PR muovevamo un sacco di navette per lo station, le caraffe, perché all'epoca non c'erano ancora le bottiglie. Ah sì, c'erano anche le caraffe. C'erano le caraffe, una caraffa di gin lemon costava 35 euro. Ah ok, sono cambiati i tempi, adesso forse 35 euro una caraffa di gin lemon con il gin più scrauso, tra il gin base, e 50 con il gin premium. Ma attenzione, la caraffa la facevano loro, non ti arrivava la bottiglia e tu calcola con 5 navette, con 50 persone che pagavano praticamente tutte 15 euro l'una e noi chiudevamo il tavolo a 13-14 euro, pensa quanti giri facevamo in più perché noi eravamo stronzi quando eravamo allo station, eravamo stronzi, me lo dico ancora adesso, non contenti andavamo a rubare quelle degli altri. No. Comunque, per tornare al discorso, cioè almeno con gli ultimi tavoli arriva il primo giro dove la gente è là assatanata, tutti che si incalcano su quelle caraffe. Per fortuna noi non eravamo così, cioè eravamo così perché eravamo avidi, perché prendevamo una bottiglia, usciva una, due, tre caraffe, prendevamo, andavamo fuori. Adesso invece paghi 200 euro quasi, ti arriva una bottiglia così con 4. Sì, se tu vai a fare un tavolo 20-25 euro adesso è un poveraccio. Ma va, 25 euro non ti dà niente, cosa ti dà? Neanche la Red Bull. Comunque dopo dalla situazione fai fatica a conoscere gente, fai fatica un attimo cioè è un clima molto più freddo magari dal vostro, no? Sì, diciamo che allora o sei molto estroverso che riesci comunque a dialogare, fare, e allora magari anche in una discoteca ti trovi tranquillo a conoscere gente o altro, però magari per una persona che ha più fatica in una situazione del genere riesce di più a integrarsi, perché comunque uno non ti guarda come sei vestito, se hai le scarpe Nike, se hai la maglietta, capito? Puoi solo in camicia, esatto, se sei nero, se sei bianco, se sei albanese o maromeno, capito? Cioè noi non facciamo nessuna distinzione, cioè la festa è libera a tutti, perché
ognuno si porta rispetto in primis per se stesso, perché comunque, come ti ho detto, là vige la Anarchia. Anarchia, l'autogestione, l'autogestione, perché insomma noi siamo, penso che ognuno è bravo a autogestirsi, capito? E quindi perché non farlo comunque insieme a un gruppo di persone? Perché se mi riesco ad autogestire io, se ti vedo star male non ti lascio là, ti aiuto. Stessa cosa va, cioè è una cosa reciproca, capito? Poi comunque ci sono tante mille sfaccettature che possono far risaltare più un rave piuttosto che un locale. Ci sono i pro e ci sono i contro, cioè, forse è anche un'abitudine della gente di quell'ambiente là di comportarsi in una certa maniera. No, perché penso che è una cosa naturale, perché se frequenti determinati posti sei anche tu portato a essere una determinato tipo di persona, perché sennò non li frequenteresti quei posti. Certo. Perché io ho portato amici, ho visto persone di altri amici che magari non erano mai state, e chi magari ha più attitudine su quel movimento, come la pensa e quant'altro, allora si diverte, vede una cosa diversa, fa uno switch, perché dice cazzo, fino all'altro giorno sono andato sempre in discoteca, ho pagato, ho fatto, sono venuto su una festa free, su un bosco che mai avrei mai pensato di poterci ballare qua, con delle casse assurde, un muro grande, show, visual, cose, musica fino alle 7 di sera della mattina dopo, e non ho pagato niente, sono stato da Dio, mi sono divertito, ho conosciuto un sacco di persone, e lascia stare il fatto monetario, che quello è l'ultima della cosa, capito? Ma proprio la situazione che si può creare, e dopo tutto fa tanto la musica. Ma poi lì c'è una festa come organizzata, cioè arrivano questi collettivi, questi DJ, avranno l'impianto, l'attrezzatura, poi che altro c'è bisogno per organizzare un rave? Un bel generatore per la corrente. Giustamente, se lo fai in luoghi soprattutto, se lo fate in luoghi tra virgolette o abbandonati o all'esterno, ti devi per forza attrezzare. Serve sempre un generatore per far andare, è un minimo un generatore avete anche un bar, no? Fate un bar? Si fa anche un bar, si crea la zona bagni? Bagni, diciamo che se sei alla natura ti arrangi là. Si crea una riduzione del danno, dove la gente può stare tranquilla, c'è chi magari si va a analizzare determinati tipi di sostanze, perché la riduzione del danno, la RDR se non mi sbaglio, fa questo. Poi ci sono tante persone che hanno bancarelle di artigianato, quindi vengono col camper, vengono col furgone, si mettono giù la loro bancarella, c'è chi magari ha la bancarella che fa da mangiare, c'è un mondo da scoprire, e magari ti sto parlando di una festicciola, così, di una festa X che può durare dal sabato notte alla domenica pomeriggio, ma ci sono feste che durano 3-4 giorni, Technival, che sono praticamente... Comunque queste feste qua, non essendo legali, non vengono scoperte in questo range di tempo? Sì. E cosa succede in quel caso là? Due sono le cose. La prima, anche per chi organizza, è un problema? Adesso come adesso si rischia tanto, con la legge che c'è, che poi dopo si rischia, diciamo, sostanzialmente. E anche qua, scusa ti interrompo, però un organizzatore che appunto non c'è un fattore economico, deve stare là a rischiare impianto, generatore, tutta l'organizzazione, per cosa? Per cosa? Per portare avanti un movimento, per portare avanti un pensiero, sembra quasi come una lotta, diciamo, no? Perché, come non so se sai, è stato introdotto il decreto da 2 anni, se non mi sbaglio, da quando c'è stata la festa grossa da Halloween o Carnevale, se non mi sbaglio, ed era appena entrato il governo Meloni, e diciamo che feste come Halloween, Carnevale, Capodanno sono le date dove in Italia succedono i più grossi rave free, ok?
è matematicamente scritto, cioè nel senso ogni anno era così. Ovviamente dopo le crew andavano a cambiare, però per anni ci sono state quelle 3-4 crew, 5 crew che Carnevale, insomma quelle feste là facevano il big party, e quando vedevi quei nomi là già ti aspettavi minimo 3-4 mila, 5 mila persone, festoni grossi, perché comunque si parla di gente che monta che non ha 15 anni, a gente che comunque ha anni di esperienza. Quando ti monta una festa te la monta come se andassi a un festival che dovessi pagare 100 euro di biglietto, per là ti montano scenografie, impalcature, cioè proprio una roba da festival. Ma la data di questi rave, vabbè che comunque Mario e Pasqua non se l'aspetta, però quanti giorni prima sapete la data, come la sapete la data di questi posti, di questi rave? Mi parli di adesso cioè tu mi vuoi sapere di adesso? Perché sono cambiate le cose, quindi. Sì bro, tantissimo. Se prima già 5-10 anni fa, comunque già 10, comunque sì, c'era comunque i social, le cose, però era meno comunque ce n'è una tipo, che ne so, a Roma, una a Ferrara, oppure tu calcola che ogni sabato ci sono tante situazioni di free party, ok, che poi può essere più piccolina, più grande, ok, però come situazione così ce ne sono tante. È che io che magari so qua ho delle amicizie che magari non mi portano a sapere della festa che c'è dall'altra parte, però adesso come adesso è pieno di gruppi Telegram, è pieno di... Avete una vostra nicchia, quindi che tutti quanti vengono a sapere? Sì bro, sì, la gente si parla, cioè ci sono addirittura gruppi nati ancora 10 anni fa che si chiamava Bla Bla Techno, cioè la gente che cercava passaggi aveva questo gruppo dove ogni 1 minuto, 2 minuti gente scriveva che cercava passaggio per la festa, e cioè già da là, capito, si era creato un tam tam. Poi gruppi Telegram, gruppi Facebook, flyer che bene o male girano, perché comunque magari flyer che sono dalla Repubblica Ceca, di altre feste comunque che sono da quelle parti là, girano anche nei nostri social, magari tante amicizie in comune che non si fanno problemi a pubblicare un flyer sui social, lo pubblicava, allora uno lo prende e poi comincia a girare, cioè è sempre fatto di tam tam. Più hai amicizie che frequentano quel genere, e soprattutto amicizie DJ, organizzatori, allora già là hai uno spettro più ampio della situazione. Poi io comunque iniziando poi a suonare, conoscendo gente, ho cominciato a focalizzarmi su quelle persone là, ho studiato molto, ho guardato cosa facevano, cosa non facevano. Anch'io ho fatto i miei free, ho fatto le mie feste, ma una festa del genere, una festa Mari grossa, quanta gente, cioè tutti questi gruppi Telegram, tutte queste cose, quanta gente riuscivate a muovere? Beh, ci sono state feste che hanno fatto 5, adesso non so se 10.000 persone le hanno mai fatte qua in Italia. Tante. Ma se ti faccio vedere dei video di feste qua in Italia, di collettivi come Nonem, Hazard o altra gente, cioè ha fatto sempre... Cioè metti anche 5.000 persone, come fanno a non sgamare 5.000 persone? Ma li sgamano, ma una volta che, cioè allora tu devi capire che è una volta che, perché come funziona, una volta che la festa è montata, prima magari si mettevano un meeting point, la gente si faceva sempre un passaparola e magari c'era il meeting point a Milano, ok? Meeting point a Milano, la gente si trova in giro a Milano, ok? La gente si chiama, si scrive, capito? Perché chi per esso deve ancora creare la situazione, quindi deve ancora montare il tutto, perché mentre che la gente è in giro per sapere dov'è la festa, chi fa la festa la sta creando, la sta tirando su. Certo. Perché comunque sono cose illegali nel mentre, capito? E quando intanto ti dicono la località e intanto ti dicono un meeting point, in modo tale che la gente si sposta ed è già là, perché una volta che, come può essere su un capannone, ok? Si entra dentro un capannone, una volta che si entra dentro il capannone la gente deve essere subito là pronta a entrare, perché è la gente che fa la forza, perché se arriva una pattuglia e vede
solo gli organizzatori e vede solo il sound, là gli blocca con 10 persone, chiama un'altra volante, arriva un'altra volante e la storia è finita. Se invece arrivano quando la festa è già iniziata, che si trovano dentro 1000-2000 persone, l'unica cosa che loro possono fare è presidiare, cercare di non far entrare le persone, però anche là le persone sono furbe, le persone si parlano, quindi quando sanno che c'è un posto di blocco cercano di saltarlo. Insomma, la gente, se vuole andare alla festa, ci va, che ci siano gli sbirri o meno. Quindi diciamo che una volta che la festa è in atto, ci sono state poche volte che gli sbirri hanno interrotto. Ci sono invece state cose come atti violenti che hanno fatto in una festa, quando poi avevano preso degli accordi, perché ovviamente poi una volta che arrivano gli sbirri, arriva la Polfer, arriva la Digos, perché poi arriva la Digos a mediare queste cose qua, arriva un prefetto e cerchi di metterti d'accordo, perché una volta che hai 3000 persone dentro, tu non puoi entrarmi dentro per spegnermi tutto, perché rischi che qualcuno si faccia male. Ok, entrare di notte su una festa, su un capannone, non è, di sicuro non fa bene per entrambe le parti, ok? Piuttosto ti si mette d'accordo e dici guarda, facciamo ormai la serata, alle 10 della mattina si spegne e a mezzogiorno qua andiamo via tutti. C'è stata una volta che hanno preso degli accordi e poi durante la notte sono entrati in antisommossa, hanno usato violenza contro i partecipanti, hanno spaccato casse, strumentazione, ci sono dei video che lo testimoniano anche, sì. Cusago, se qualcuno volesse andare a vedere. E lì loro invece sono intervenuti facendo violenza. È stato comunque io mi ricordo quello, poi non so se ce ne siano stati altri, ce n'è stato uno recentemente in Trentino che anche là diciamo che non si sono comportati bene, perché ci potevano essere 1000 modi per poter evacuare una situazione o fare bene il proprio lavoro. Invece arrivare di notte in un campo dove che comunque queste persone, cioè queste feste sono anche frequentate da gente nomade, gente che vive su un camper, su un furgone e vive la loro vita girando per il mondo, girando per feste, e spesso e volentieri ci sono anche dei bambini con loro, perché magari c'è la coppia che ha il bambino, è frequentata anche da questa gente qua, diciamo, e in quel caso c'erano anche dei bambini e la polizia ha buttato lacrimogeni, c'era proprio una situazione proprio che si poteva benissimo evitare. Ma c'è stata in qualche situazione quindi che chi ha portato l'impianto, l'attrezzatura si è trovato... Sì, sequestrata, certo, perché non è sempre domenica, nel senso che ci sono volte in cui finisci la festa e si esce tutti insieme, perché anche quella è una cosa molto fondamentale che un po' magari si è persa negli anni, che solo qualche collettivo ancora continua a tenere saldo anche sta cosa qua, perché un conto è giustamente come... la penso anch'io, io faccio la festa, sì, rischio un sacco, capito? Ma perché poi tu alle 7-8 di mattina preferisci andartene via piuttosto che uscire con tutto il sound, con tutta la gente? Perché un conto è se tu esci da solo, un conto è se esci in gruppo, esci in carovana. Se esci in carovana la gente protegge il sound, se esci in carovana hai molta più possibilità di poter uscire via pulito. Se esci da solo, soprattutto quando esce il furgone col sound e se ci sono ancora là i carabinieri che ti aspettano, la polizia, un problema, dicono ehi tu vieni qua, fammi vedere cos'hai, sequestrato. Prima o poi salterà fuori un Monti selvatico da dietro. Sì. Ciao ragazzi. Perché ogni puntata adesso che il Monti? Perché il Monti è la star, ragazzi. Come hai conosciuto il Monti? No, penso di sì. No, forse l'ho conosciuto anche prima, sì, lui andava al Levi, dov'è che andava lui? A scuola? Le ha fatte tutte?
come nella sua Ma io intervista. sai che il Monti me lo sono trovato su posti più disparati, cioè me lo è sono vero, trovato a lui- Bologna da solo. Sì, sì, Ciao sì. Overtech, mi giro e il Monti. Sì, sì, Tu sì, cosa sì. fai qua? Sono venuto a ballare la Frenchcore. Grande Monti. Sì, Così. sì, io gira dappertutto, sì, Grande. sì, anche durante il Covid io ciappa il treno, vede l'evento in Facebook che in realtà magari si sono dimenticati dall'evento, io va là pensando che sia l'evento invece si sa coprifuoco. Ma roba. sappiamo dove va dopo. Esatto, A Bologna è pieno poi. sì, sì, sì. Si Tra diverte. l'altro ogni tanto citavo sto famoso Pasquatech. Quella è una delle feste che ti dicevo, come Pasqua, come Carnevale, Capodanno. Ma quindi anche là dicono prima tipo Pasquatech, Carnivaltech, Sì, sempre sì, col sì, tech, sì. capito? Diciamo che una volta, come io non dico che c'è una storia dietro, perché non è che il mio nome abbia una storia particolare. Prima io mi chiamavo Overdone quando facevo commerciale, house, il anche- mio nome era Overdone. Come mai sto nome? Perché avevo un amico, una persona più grande, molto più grande di me, che lo chiamavano Oberdan. A me quel nome mi piaceva un sacco, cioè quando lo sentivo che lo chiamavano Con la B però. con la B. Ah. E io l'ho voluto trasformare in Overdan. Ah. Poi quando ho fatto lo switch di suonare Frenchcore Techno, l'ho trasformato in Overtech, Ah, ok. per dare quel significato di quello suono techno, Esatto. che all'epoca diciamo non è che si usava tanto, però insomma non è stato un nome magari originalissimo, però a differenza di magari tanti altri miei colleghi o tante altre persone, io è da quando ho 18 anni, 19 che suono e che ho tenuto questo nome qua. Adesso ne ho 33, sto continuando ancora a suonare e vado dritto su, e continuerò ancora finché non mi stancherò, ma penso che Puoi raccontarci quindi il tuo percorso? Diciamo che tu hai iniziato con la commerciale, a fare il DJ, a fare il PR, poi hai scoperto la French, hai iniziato questo genere qua, poi mi dicevi che hai iniziato ad abbassare i BPM. ho iniziato a abbassare i BPM perché ho scoperto le feste, ho scoperto il mood, ho cominciato anche a scoprire CDJ, ma sono passato poi subito ai giradischi, anche perché comunque per suonare i free alle feste diciamo che anche là all'epoca la console ibrida era vista proprio come il male, cioè tu ti presentavi un free con la console, non ti facevano suonare. L'ibrida era quella là che tu La avevi console tutto attaccato, il mixer e esatto, la console attaccate. l'Only One, come l'Hercules che avevo io Sì. all'epoca, ok? Io poi mi ero comprato E pensano a me. no, mi era stata data quella. Mi era stata Perché la data. Smash era la Hercules, per cui mi ricordo. Sì, ma diciamo le prime Only One che c'erano, che erano piccolissime, che dovevi, cioè io che ho le mani grandi, Ma di fatti io ti vedevo alla Ero- festa ero lì, la così. Manone con sta robetta grigia. perché io comunque io non ho mai usato il sync. Il sync, sai cos'è? Il tasto che premi per mettere a tempo due tracce. Perché tanto aveva lo stesso BPM tutte quante alla fine. No, non proprio per quello, ma uno schiacciava il sync in modo tale da non dover mettere a tempo la traccia, da non perdere tempo, o perché uno non sapeva, o perché gli rendeva più facile la vita. A me proprio piaceva il fatto di doverle mixare proprio da solo, quindi ascoltarmele in cuffia. All'epoca non avevo la possibilità di comprarmi un mixer 2 CDJ per poter sperimentare una cosa un po' più professionale. L'ho sempre fatta inizialmente da una console come un Hercules, che era piccolissima, che era limitata, però vedevo che facevo delle belle cose. C'è stata una volta dove ho suonato con solo big artist e già comunque all'epoca un po' mi vergognavo, perché comunque cioè, facevo un bel set, un bel sound, me lo preparavo bene a casa, però comunque a livello professionale c'era veramente pochissima gente, quasi nessuno che suonava nel mio mondo con la console. O facevano live set, quindi suonavano la propria musica, o facevano DJ set con i giradischi, perché è una cosa talmente underground ma che anche per dirti i CDJ non dico che non erano visti bene, però cioè, dovevi suonare con i giradischi o con i CDJ a quantomeno, però comunque chi dava maggior impatto
chi dava maggiore impatto era chi suonava con i giradischi e con i live set. Poi nel tempo si è sdoganata questa cosa della console ibrida, però anche quando andavi a suonare nelle feste, se ti presentavi e se c'era spazio, perché tanto, come ti dicevo, per suonare le feste o magari ti invitavano o andavi là, andavi in console e dicevi chi è che suona dopo di lui? Nessuno. Buon, perfetto, posso suonare io? Sì, mettiti in coda. Ok, così funzionava così. Attenzione, quello prima di te non sapevi quando finiva, e finito. Quello che stava suonando, e magari stava suonando anche bene, aveva una bella situazione, non sapevi quando finiva, perché magari gli chiedevi ehi bro, ma tra quanto finisci? Guarda, quindi c'era un'organizzazione del genere anche su sta roba qua? Non è che c'era un'organizzazione là, non c'era, nel senso, là finché facevi bene il tuo lavoro, tra virgolette, finché suonavi bene, la gente era presa bene, nessuno ti mandava via dalla console, neanche gli organizzatori, capito? Viceversa, se cominciavi a suonare di merda, in 2 secondi ti toglievano via. Certo, sì. E quindi magari tante volte potevi aspettare 3-4 ore prima di iniziare a suonare e dovevi stare là, perché se andavi via c'era quello dietro che ti inculava il posto, perché era così, a meno che se non c'era una line up, cosa che magari adesso è differente, magari adesso ti chiamano i 10 DJ e i 10 DJ ci sono tutti e non c'è posto per suonare, però solitamente ai free è anche open to artist, quindi ogni artista ha la possibilità di poter esibirsi su quel sound. Era anche quello il bello, capito, che ognuno veniva con la propria valigia di dischi e ti veniva da te e diceva Marco, posso suonare, c'è posto? E lui ti diceva guarda, sì, non c'ho nessuno che suona dopo di lui, mettiti in coda. Tu andavi da quello che suonava e bro, ma quanto ti manca? Magari gli ultimi 2 o 3 dischi, e magari quegli ultimi 2 o 3 dischi andavano avanti per un'ora e gli richiedevi ancora quanto ti manca, gli ultimi 3 dischi, andava avanti ancora un'ora, finché magari non li finiva tutti o non si stufava. E credimi che era difficile che qualcuno che suonava si stufasse, perché minimo la gente ti suonava 2 ore là e avevi la possibilità di suonare, come se ti stufavi e ti prendevi e andavi via, capito? Sì. Dobbiamo tira per un'altra. Se ti vuoi, guarda, a me non ti dico no. Pussy, poi devo portare una birra, che ne sei, in frigo. Ma è il nome suo o il nomignolo che gli hai dato? Tutti e 2. Ah sì? Iron pensa che si chiama Pussy. No, vabbè, Pussy! Sì. Ma Iron quanti anni ha? Perché io lo vedo passare per Mira. Tutti lo vedo passare per Mira. Sì, ma mi pare padre. Si invece mai. Porca troia! Ma diamogli qualcosa a Irorizzo, cioè dobbiamo dargli qualcosa che lo rivitalizza. Pare frate Antonio pare. No, ma serio, Rizzo, vai a farti qualcosa, perché non vogliamo vederti così, cioè. No, grazie, mi ho l'acqua qua. Cioè, Rizzo, o no? Esatto. Dobbiamo fare qualcosa, perché così non va bene. Esatto, cosa che fai? Mi saperia cosa fare. Devi portartelo con te una serata. Sì, ciao, a un free? No. Aspetta 2 orette per suonare anche io. No, faccio breakdance tutta la sera. Svolami. Madonna, con la maglia del Piero e via. Suada negata. No, a Rizzo lo vedrai bene a girare un bel videoclip, sai dove? Su uno striptease. Se Dio può fare, però. Quando vedono questi te lo fanno fare. Esatto. Poi mandiamo il Monti. Sì, è qua, grazie. Sì. E così. Era perfetto. Grazie, ecco, vedi. Grazie mille. Dovrei pagare a Peroni un sponsor. Assolutamente, Peroni. Noi non vogliamo Red Bull. Tutti vogliono la Red Bull, fighi. Noi vogliamo Peperoni. Però purtroppo bevo solo io, quindi faccio un cincin. Una bottiglia di. Anzi, guarda, vuoi che ti do la finta, dai. Cincin, e via, alla Peroni. E questo non è un ADV, Esatto, attenzione. Comunque te ne parlavi appunto del tuo percorso dopo, in sostanza, sì. No? Che avevi questo collettivo che ti chiamava, che non ti chiamava, facci un po' fatica ad esprimerti, insomma. Sì, esatto, e poi spulciando nei social, organizzazioni e cose, ho visto questa organizzazione che faceva dei belli eventi a Innsbruck, Austria,
e mi sono proposto a un loro evento e sono andato a suonare a una loro serata a spese mie, quindi figurati, me ragazzino andare fino in Austria a spendere quasi 100 euro che all'epoca quasi non ce li avevo neanch'io per me, e andarmi a fare un'avventura a Innsbruck a conoscere questo collettivo, a suonare per questo collettivo, questo locale che era il Queen's Club, bellissimo locale sottoterra, che si creavano anche là belle situazioni, e là suonavo anche là art techno, French, perché comunque là hanno serate French, c'era Dr. Peacock, Radium, le Basque, hanno fatto i Rotterdam Terror Corps, cui ho suonato con loro, cioè hanno fatto belle serate con bei nomi. E là dopo la prima serata che sono andato a suonare, che mi ha conosciuto, là lui ha voluto che entrassi subito nella sua crew, che era la Rabbit Army, e lui là organizzava gli eventi, si chiamavano Tech Connection, ed erano arrivati anche in Italia, che comunque tanta gente anche poi diciamo più dal Trentino, Verona, salivano su fino a Innsbruck. E da là io ho cominciato a suonare per loro, organizzare delle serate a nome loro, perché io ero l'unico italiano che suonava là e che comunque aveva il nome, che comunque lo faceva girare anche qua in Italia. Ho suonato spesso e volentieri con quel nome anche qua in Italia, ma molto di più Austria, Germania, quindi io mi sono fatto conoscere più da quelle parti là. Poi mi sono spostato anche a vivere, mi sono spostato in Trentino, da là ho avviato dei vari progetti che si chiamava Ritual Techno con un altro ragazzo del Trentino, che abbiamo fatto quasi 4 stagioni che sono andate veramente bene, dove abbiamo portato quasi, non dico un movimento, però abbiamo portato delle belle serate di qualità, belli artisti. Cioè noi avevamo un locale da 300-400 persone che una volta al mese lo riempivamo sempre tutto foderato, e la cosa bella che là in Trentino non è magari come qua da noi, che abbiamo i locali che iniziano alle 10-11 di sera e finiscono massimo, cioè minimo alle 5 del mattino, massimo alle 7, capito? Che qua ce li abbiamo questi locali qua. Beh, oddio, ultimamente sì. Sì, ce li abbiamo. Circoli arci, circoli arci comunque. Lì invece funzionava diverso, tutti i locali hanno limite di chiusura alle 3:30 di notte. Là funziona anche poi diversamente, là hanno un servizio di bus Nightline che tutte le valli hanno, quindi alle 3:30 ti portano a casa senza spendere Sky, capito? Quindi anche là hanno un servizio aggiunto in più. Però là, la bella cosa è che tu a mezzanotte, cosa che non succedeva negli altri locali, avevi già il locale pieno. Cioè tu avevi già tutta la gente dentro, non è che ti stava fuori a bere fino all'una e mezza. Si concentrava in quell'orario là. Sì, ma stava tutta dalle 11:30 a mezzanotte fino alle 3:30 che non chiudeva, stava tutta là. Cioè non è che c'era un vieni e vai, vuoti, capito? C'era una situazione costante dalle 11:30, mezzanotte fino alla fine, e abbiamo creato delle belle situazioni anche là. E poi niente, poi Covid, sono ritornato giù, anche qua ho creato un po' di situazioni, anche qua nel Mestrino ho trovato un paio di locali, ho fatto qualcosina, fino a che non ho spostato l'attenzione a Mantova, che è stato l'ultimo progetto che ho iniziato a fare, che sto portando avanti ancora adesso, grazie anche a altre persone che stanno anche portando avanti il progetto dopo che ci sono successe delle disgrazie, diciamo, anche perché comunque è un anno che siamo fermi con il progetto Torre del Gattazzo, che essenzialmente era nata come serate in questo posto che è vicino al Po a Mantova, Monteggiana. È praticamente quasi una riserva naturale, che io la chiamo così perché è bellissima. C'è una torre di birdwatching e un laghetto e prato, cioè proprio un after caposile techno. Ok, quindi sono posti tra virgolette legali questi qua? Quindi. Questo era un posto legale, era un posto privato di questa persona qua, che insieme con il nostro team
abbiamo creato l'After Gattazzo, quindi una serie di eventi la domenica dal mezzogiorno a mezzanotte. Però lì non avevamo un genere prefissato, cioè non avevamo la techno lì avevamo comunque un multigenere di musica, ma con tanti artisti molto validi, cioè, e dopo il primo anno che noi abbiamo fatto là, e poi dopo magari vedrai su YouTube che noi abbiamo puntato tanto, abbiamo anche abbiamo puntato molto sulla produzione degli eventi, e quindi spendevamo tanti soldi per i video, la produzione, post produzione video, e la gente vedeva, soprattutto i DJ, vedeva che la cosa era una cosa figa, sia a livello di come viverla, suonarci, sia il post, perché comunque ci suonavi ed era una figata suonarci, perché comunque belle situazioni e quant'altro. Il dopo avevi comunque materiale da sponsorizzare su Instagram, video fatti in alta qualità, video diretta fatta e pubblicata su YouTube in alta qualità con più di una inquadratura, e tanta gente vedeva sta cosa qua. Difatti noi il secondo anno siamo stati sommersi di richieste. Noi abbiamo fatto anche Frenetic e Orange, non so se tu conosci. Ho già sentito, sì. Frenetic e Orange sono un duo di musicisti, producer, e fanno parte anche, cioè hanno suonato con Salmo, suonano con Gemitides. Difatti quella volta là, ecco dove li ho sentiti, sì. Difatti quella volta là abbiamo trovato la collaborazione con loro, e diciamo che doveva venire anche Gemitides, e questa cosa non si doveva far sapere. Qualcuno ha tirato fuori la voce, e siccome noi abbiamo un gruppo Telegram, è saltata fuori questa voce qua, e da Telegram è arrivata al manager di Gemitides, in cui lui ha scritto a Gem dicendo: guarda che la cosa si sa già, non puoi andare là, perché diciamo che c'erano degli accordi e lui doveva essere quasi, non dico una sorpresa, ma non doveva essere citato nel flyer, non doveva essere detto niente, anche perché comunque loro hanno un progetto che si chiama Future Nomad, e Gem ha un progetto che si chiama Loose Horses, che è il progetto che lui suona, fa DJ set, e quindi avrebbero dovuto venire tutti e due a suonare insieme. Invece per via di sta cosa qua sono venuti solo Frenetic e Orange, dove ci hanno fatto 2 set completamente analogici, cioè avevamo un tavolo praticamente così a C, solo di strumenti musicali, di synth, e loro ci hanno fatto un set dub e un set techno sperimentale. Allora, mi vengono i brividi, perché è stata una cosa pazzesca vederli suonare, avere 2 persone di quel calibro lì a suonare. Poi abbiamo risvegliato i Cyberpunkers, li ascoltavo anch'io, li abbiamo risvegliati con un genere nuovo che loro hanno cominciato a suonare, che è quello dell'art techno, perché loro prima, come sai, suonavano un'elettronica, cioè ricordo un check this out, paura facevano loro, sì, con i Bloody Beetroots, elettronica. E adesso hanno fatto, da un po' di anni, hanno fatto uno switch e li abbiamo portati a casa nostra, e abbiamo fatto dei bei artisti. Abbiamo portato, magari tu non la conoscerai, ma chissà chi è del genere sa, abbiamo portato Ani è una ragazza berlinese, se non mi sbaglio, di cui stava andando tantissimo forte, soprattutto anche nei social, ma soprattutto in giro per il mondo a suonare, e siamo stati i primi a portarla in Italia a suonare, sia lei che un'altra sua collega. Diciamo abbiamo fatto delle belle situazioni finché non abbiamo avuto la stangata, perché siamo stati irresponsabili su un punto di vista burocratico, che ci ha fatto pagare la chiusura del posto con tanti soldi di multa. E quindi è un anno che noi siamo fermi a livello di organizzazione, anche perché poi oltre quegli after che facevamo là, facevamo poi serate in giro per l'Italia, portavamo il format Gattazzo in tour
in giro per i locali. Abbiamo fatto una serata anche qua a Lolo al Resolute, abbiamo fatto serate al Mu, abbiamo fatto serate un po' in giro. Adesso ne faremo una il prossimo mese perché ci stiamo riattivando e da quest'anno dovremo partire a bomba. Quindi come progetti futuri, insomma, avete questo come progetti futuri adesso io personalmente sto cambiando anche, non dico genere musicale, però sto portando un sound diverso dal solito, sto portando un po' di freschezza a livello sonoro, a livello di ritmo, e ci sto dando molto di più a livello di produzioni, cosa che magari non ho fatto negli anni precedenti, perché ti comunque... avrei anche chiesto appunto se produci anche musica o la suoni solo. Allora, prima la suonavo solo, quindi facevo solo, compravo dischi, mixavo, facevo il DJ, facevo il DJ, esatto. Adesso da un annetto o due a sta parte sto producendo anche, ho buttato fuori due tracce, la terza sta uscendo, dovrebbe uscire non so quando, però ne ho buttata fuori una per Scuderia Records, che è l'etichetta del mio amico Luciano Lamanna di Tecno Moby Squad, ne ho buttata fuori un'altra per Digitech, che è una label digitale di Insane Technology, un altro mio carissimo amico e molto insomma è uno dei miei, sono un fan suo, diciamo, a livello musicale. E poi la terza che dovrebbe uscire a breve per un'etichetta tedesca, che è appunto proprio questo nuovo sound che sto andando a fare, che è più appunto sulla bounce, più happy, più ritmato, e questa traccia qua verrà fuori su Galactic Harmony, penso a dicembre, gennaio, non mi hanno ancora detto qualcosa, però dovrebbe venire fuori su quella data là. E poi a livello di organizzazione di date sto cercando di appunto focalizzarmi più sul mio genere, quindi magari non fare 3000 date come magari lo facevo prima, ma focalizzarmi sulle date che so che posso andare come musica, come personaggio, come tutto, insomma. Quindi diciamo che cerco di lasciare più spazio alle nuove leve che hanno bisogno di suonare, farsi sentire, e io di cercare di puntare un po' più sulla qualità delle serate. E magari adesso comunque ho un lavoro, una famiglia, mi sto cercando di stare un po', non dico tranquillo, sì, però non ci riesco perché la mia passione è quella, cioè io non ci ho mai visto dire cazzo mi impegno talmente tanto perché voglio fare di quello la mia vita. Sì, avrei voluto, però l'ho sempre vista con uno spirito di passione, quindi quando io suono, quando ho suonato, suono tuttora, cioè a me quello che mi ripaga è vedere le persone col sorriso, a me ripaga vedere la gente che si diverte, mi ripaga quando le persone vengono da me e mi dicono cazzo Andrea mi hai fatto ballare, ma me lo dicono col sorriso, cioè ho imparato a capire quando una persona mi sta dicendo una cosa perché mi vuole leccare il culo o perché il complimento me lo fa sul serio, capito? Sì, e quello è, te lo giuro, è la cosa che mi appaga di più, capito? Che quando a fine serata mi dicono guarda Andrea ha un problema, c'è stato così colà, non è che sto a incazzarmi, non mi incazzo per 50 euro in meno, capito? Non dovrebbe essere così, perché è un lavoro, la gente guadagna soldi sopra la tua testa, cosa che cerco sempre di dire anche a tutti, ok che ci sta la gavetta, però non fatevi sfruttare su questo punto di vista, cercate sempre di far valere i vostri diritti, ma soprattutto anche non vi sminuite per quello che voi credete di non essere, cioè il risultato lo vedete nella pista e come reagisce, e quindi ricordatevi sempre di non sminuirvi mai, assolutamente questo, perché magari io all'epoca l'ho fatto, ho dato magari possibilità alle persone di prendersi gioco, ma non perché mi sminuivo io, sì, o anche per quello, ma soprattutto perché vedevo la cosa come
una passione. Come ti dicevo, a me la cosa che mi ripagava di più è le persone felici sotto cassa, le persone che se ne andavano via contente, e le persone che poi la domenica mi mandavano un messaggio, mi mandavano i video, mi scrivevano come fanno tuttora. Cioè è una cosa che è impagabile, e per me neanche tutti i soldi del mondo potrebbero ripagare una cosa del genere. Certo, sono d'accordo. Magari un'altra persona la vede magari più dritta, che dice no, mi devo impegnare, devo lavorare, devo riuscire a sfondare sulla musica, devo guadagnare, no, sulla serata se tu non mi dai 300 euro io non vengo, me ne devi dare 400, capito? Magari perdere queste occasioni qua per il dio denaro. Ho sempre cercato di non farlo, ho sempre cercato di guardare anche il lato umano, diciamo, che più il lato del denaro. Aspetta, ma chi cazzo che sei? Ma che ne so, ne suona qua a casa da... neanche al postino suona il campaneo. Si saranno sbagliati? Sicuramente. Ma è stata fuori a vedere? Sì, c'era uno, ma E chi sei? mi passa sulle spalle. Però, io non ascolto nessuno. No, non vogliamo che mi sai. Non lo mettiamo. Di solito. Vabbè, dai, d'accordo. No, perché so cosa che non va. Lo faccio il ciak e vedo il battito. Ah, ok. Ah no, roba seria. Che svolo. E ora, se non hai altro da dirci, io direi se fermiamo qua. Siamo arrivati a un'ora spaccata di intervista. Madonna, è volata. Incredibile. Io avevo qualche altra domanda, ma casomai... Fa la parte 2, dai. Esatto. Col Monti. Esatto. Parte 2 con lo special guest Monti. Esatto. Dai, è stato un piacere Marco. Noi Grazie ci mille. vediamo alla prossima puntata. Qui con video spolliciate per la cappellata viola. Esatto, e sotto anche metterà il link del mio profilo. Esatto, quindi bravo. se sì. volete andarmi a seguirmi, se avete domande, se avete qualcosa, sono sempre aperto a qualsiasi dialogo. Se volete organizzare un rave nella vostra cameretta, chiamate Andrea a suonare. Cameretta no, No, dai, se avete una casa, un campo, qualcosa, Ecco, dai, un campo, si sa tranquilli che facciamo tutto. E non solo free, ma anche una festa legale, dai. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.